Buongiorno Italia! Un po' buongiorno un cazzo sì però. Belle notizie, brutte notizie. La bella notizia è che chiaramente sei vivo, non hai la peste bubonica e tutte quelle cose lì. E fin qua non che piove. La brutta notizia è che da quel cacchio di clima, dopo l'ennesima volta che l'abbiamo risigillato, continua a entrare dentro acqua. Pertanto sentirò un po' in giro per togliere il clima, che è la cosa più complicata, toglierlo, no? Perché era stato messo del silicone quella volta che l'ho messo, e una volta tolto si vede insomma cosa succede da dove entra l'acqua, no? Secondo me sicuramente è un vecchio buco dell'oblò che c'era prima. In ogni caso io ho una bella idea. Adesso in teoria in mattinata sentirò la top group, così vediamo anche se riusciamo a fare un bel video che interesserà a molti, e contemporaneamente vedremo anche che camper hanno lì in azienda. Insomma, sai che quando andiamo alla top group troviamo sempre delle cose stranissime, strafighe. Però ho ancora tutto da decidere, anzi devo ancora telefonare, quindi non anticipiamo nulla, che dopo magari salta tutto. Vero CP? CP, gli hai detto che andiamo, se il tempo resta buono, andiamo a Valdobbiadene, nell'area camper gratuita, quella con la corrente? Bravo, hai indovinato! E finalmente ci facciamo quel giro in bicicletta che tanto sognavo per le colline di Valdobbiadene. Sì, colline, ci sarà anche Marco, quindi vabbè, senza ombra di dubbio andremo all'osteria senza oste a farci fuori il prosecco. Ma secondo me ci sono tante cose interessanti inerenti alla seconda guerra mondiale, quindi andremo a scoprire un po' prima i dintorni e poi in mano alla bicicletta vedo di portare via la Sony, anche perché adesso ho i borsoni, porto via anche il drone, bravo, e andiamo a fare il giro. CP, 2 minuti di pepere qua e ancora dobbiamo partire, Ah, devo anche aprire il cruscotto, perché vedi qua mi è saltata la lucetta, quella che ti diceva e quanti chilometri. La volta scorsa avevo sistemato il tutto alla vecchia maniera e aveva funzionato. Vuoi che ti faccio vedere come si sistema con la vecchia maniera? Ma non funziona lo stesso. Ora qui siamo a Sandona di Piave. C'era il mio amico Marocco che ha salutato, sembrava si ricordasse di me, no? Perché all'epoca gli avevo offerto la pasta asciutta, no? Ancora con Scarosso, e avevamo mangiato la pasta asciutta sotto la pioggia dove c'erano i carrelli. Vedi, questi sono bei ricordi. Ah, guarda Italia, tra le mie passioni, vedi, c'è quella di rallentare fino a quando desi fermarsi quando ci sono i dossi, ok? E si vado avanti sfrizionando in prima e poi accelero e vado via. Questo nella speranza di trovare qualcuno dei deficienti che hanno inventato i dossi e fargli rendere conto che forse era meglio mettere degli autovelox, che non distruggiamo le sospensioni alla gente che ha dei mezzi vecchi, e soprattutto incassiamo anche qualche soldino coi velox, Quindi doppiamente stupidi, lo dico e lo ripeterò sempre in ogni puntata. Ragazzo, va detto, da quando ho iniziato a mettere un po' di benzina verde, la super, nel gasolio, porco cane come va bene, cioè lo sprint è sempre quello, però è tutta un'altra cosa ai bassi giri, tutto un altro motore, tutto un altro camper proprio, diciamo mi tiene molto meglio le salite, non va giù nelle salite. Ovviamente è 1 euro di benzina su 20 di gasolio, non di più, insomma, ecco, proprio quel pochino, serve cimici. Italia, guarda che eccellente giornata, si vedono le montagne in lontananza, non c'è nebbia, non c'è pioggia, non c'è neve, non c'è ghiaccio, ma contemporaneamente fa un bel freschetto, c'è comunque il sole che ti ricarica i pannelli, dicesi anche che ti paga la bolletta della luce. Aspetta, accidenti, come faccio a fare i video? Perché praticamente sai che andavo spesso dal dentista, no? Perché c'avevo un dente che continuava a fare infezione, alla fine sto dente era rotto dentro e quindi me l'hanno tolto, è un dente anche abbastanza davanti, quindi insomma parlare e sorridere non mi sembra il caso, insomma. Sicuramente poi in futuro metteremo un dente finto, non lo so, qualcosa, però intanto ho detto giustamente anche il dentista va assolutamente tolto, perché sennò è tutto un fare infezione. Cioè io posso prendere tutti i medicinali e gli antibiotici che voglio, ma se era rotto dentro era un'infezione continua. Vara già di prima mattina il parcheggio dell'outlet qua di 90, guarda già macchine, porca miseria, tutta sta gente che invece di andare a farsi i giretti tra le colline di Valdobbiadene come Singano
e niente, preferisce star lì. L'Italia, ma sai che Singano è un po' egoista, è una brutta persona Singano, quindi dall'alto del mio egoismo dico no, ma andate pure tutti quanti ai centri commerciali, agli outlet, così spiagge, montagne, percorsi, robe fighe restano tutte libere per Singano. Ma in più anche le strade, cioè vuoi mettere quanto bello è guidare così, guarda che bello, fracco la quinta e via, basta, ciao ne. Poi tu dirai, ma scusa, ma non c'è mai coda, no, dove va Singano? Caro ragazzo, il trucco c'è ma non si vede. La coda è sempre dietro, la coda è dietro, davanti è libera, la coda è dietro, davanti è libera. Ah, che belle stradine. Pensa Italia che questa strada, no, che ti porta da 90, per intendersi, dall'outlet in direzione Treviso, no? Questa un tempo era la curva più lunga d'Europa, dopodiché la strada è stata sdoppiata, ossia non continuava più fino al centro di 90, ma deviava direttamente per l'outlet, ossia per San Donà di Piave. Può interessare, non interessare, ma ti dirò, guarda che bei vigneti. No, ma a parte i vigneti, può essere interessante sapere che qui in Italia avevamo la curva più lunga d'Europa, no? Pensa che lasciando perdere un attimo il camper, tutti i viaggi più belli che io ho fatto, li ho fatti sempre con queste giornate, no? di invernali, col freddo, anche perché, scusa un attimo, se fa freddo basta che ti metti una maglia di lana e un giubbottino e basta, è finito tutto, no? Mentre è quando fa caldo o troppo caldo, no? Che ti toglie la voglia di fare, no? Quell'afa, prova a immaginare, anche quando ero andato in Francia, no? Avevo passato un bellissimo castello in Italia, però ho detto no, col caldo che c'è, figurati se mi fermo, ma sono scemo. È bellissimo, e tutte le puntine che sono nate alla fine con la Smart, la barchetta e la moto, le moto, sono nate tutte in queste giornate qua. Bellissime, autunnali, invernali, non so cosa dirti Italia, probabilmente per il fatto delle allergie, quindi per problemi fisici miei, io odio l'estate, cioè amo l'autunno e successivamente anche l'inverno e la primavera, però la mia stagione dei sogni è proprio l'autunno, insomma, ecco. Ci metterei la firma. Cioè quel freddo sì, da tenerti la felpa o il giubbottino, che però se scaldi bene il camper di notte a volte forse magari non serve neanche accendere la stufa per dormire, hai capito? O comunque non serve tenere acceso il riscaldamento durante il giorno. Non c'è neve e ghiaccio, quindi puoi andare dappertutto, c'è poca gente nelle strade, non c'è quasi nessuno, no? Hai capito? Quindi anche là sembra di no, ma parcheggi ne trovi dappertutto e tante facilitazioni, cioè veramente qui in Italia l'autunno è per me, ripeto, per me. Saluti ad Ormelle, ai tu di Ormelle, città del vino. Sì, che poi raccontiamocela, ma qua in Veneto, cioè se tu noti, sono tutte città del vino, cioè tutti hanno il cartello città del vino, dai! Cioè guarda qua, cantine a destra e a manca, guarda là. Ah, le strade appena asfaltate in camper, che goduria! Dove andiamo poi ci saranno tutti i percorsi alla Grande Guerra. E vuoi non farli in bici? È venuto un CP a farmi compagnia? Amore, ma sì! Povera, non si trova più perché una volta con Scarosso stava nel sedile passeggero, no? E adesso sai che non riesce a salirci, non lo so, non ha l'appoggio, sta lì. Per carità, da una parte è meglio perché sennò sai come mi riduce sti sedili qua. Aggiornamento, ho sentito Top Group, sembra che si faccia il tutto e tu mi dirai, Singano non sei contento? Beh, insomma, perché anche loro giustamente dicono, per carità, è da vedere prima, ma in ogni caso, se è proprio come ce la descrivi, potrebbe, condizionale, comunque è da vedere, ma potrebbe anche essere che dobbiamo spaccare il clima per toglierlo. E per quanto io l'abbia preso in offerta, sono 1300 euro di clima buttati via. Vedi, adesso io non voglio far nomi, anche perché chi me l'ha montato sono delle bravissime persone, però vedi a volte, come mi dice anche Alessia con i dentisti, quando tu vuoi provare a risparmiare, dopo devi spendere altrettanto per sistemare i danni che ti hanno fatto gli altri. Questo purtroppo lo sapevo, ma continuo ancora a sbatterci il naso e continuo ancora a ripetere gli stessi errori, nonostante sia una predica che ti faccio quasi quotidianamente, no? Il più spendi meno spendi, però vedi,
Dai, speriamo bene, vediamo di non pensarci, altrimenti ci roviniamo di brutto il weekend e proseguiamo. Cantina La Yara scritto con la J di Singano. Degustazione gratuita dal lunedì al venerdì. Porco cane, CP, potevamo fermarci a degustare, con la nostra faccia tosta. Guarda che belli i panorami trevigiani. E qua sei a Susegana. Buongiorno amici di Susegana, buongiorno, fai riparare un fiaste strade, buongiorno. Presentatemi il genio, Dosso più Velox. Oh ragazzi, o uno o l'altro. Signor sindaco di Susegana, città dei due castelli, le togliamo ste cagate qua dalla strada, porco cane. Ah, un altro qua, un altro, ma vi faccio una coda infinita io con sti dossi, porco cane, via, in prima. E che cacchio, ho appena cambiato le sospensioni, 1100 euro di sospensioni ragazzi. No, ma è tutta una, guarda che roba, porco cane. Italia, ripeto, Velox, no ste robe. Guarda, porco cane, ti fermo il camper io. Ma che strano. Quel che non capisco è perché Google Maps deve fare ste minchiate, cioè mi fai entrare dentro una stradina così per poi riuscire fuori. Volevi farmi vedere le gomme? Google Maps, volevi farmi prendere un altro dosso perché di là erano finiti? Vedi? Oh, cartelli di sentieri La Grande Guerra dappertutto, per carità. Siamo a 28 minuti dall'area camper, quindi sicuro 30 km. Ah, che giornate. Qui sei a Sant'Anna, località di Susegana. Singano, ma è solo che campi qua? Ma no, dai, sta buono, guarda in giro che sarà robe della guerra e tutto quanto, no? Dai. Guarda qua, qui i recinti col campo minato. Cos'è qua? Cos'è? Guarda qua. Zona militare, guarda qua. Ah, e qui è troppo tardi. Prima di Sernaglia della Battaglia, quartiere del Piave, no, a Sernaglia della Battaglia dovrebbe esserci tanta roba bella. Qui è dove con Alessia avevamo fatto la puntina di quella vecchia chiesa, perché qua vedi strade permettendo, perché porca miseria, sembra di essere nel terzo mondo come strade. Siamo abbastanza in riva al Piave. Non bastassero le strade da terzo mondo, ci mettono pure i dossi artificiali. Ma che bello sto parcheggio con tutti gli alberelli davanti alla chiesa ancestrale, vedi la chiesa ancestrale, la signoretta ancestrale. C'è un'area camper anche qua, diceva a sinistra, se devo andare a curiosare. No, non siamo all'area camper. L'area camper dovrebbe essere dentro di là, non quella dove dobbiamo andare noi. Monumento commemorativo. Ah, guarda, c'è anche il rubinetto con già l'adattatore. Fantastico. Puntiniamo. Ah, guarda te, beata ignoranza. Startrappen, no, che è il nome di quel famoso fumetto, in realtà significa truppe d'assalto tedesche. Io questo non lo sapevo, vedi? Ah, proprio qui dove mi sono parcheggiato ci sono le grotte, le trincee del Piave. Guarda, siamo vicini alla famosa osteria I Pioppi, che è quel locale ultra famoso perché ha tutte quelle giostre costruite a mano in legno e metallo, una sorta di Luna Park artigianale, quindi senza elettricità e senza motori, no, tutto a forza umana, di queste giostre costruite da questo signore, tutte in legno e in metallo. L'ingresso è gratuito, cioè adesso col discorso coronavirus non so come funzioni, mi sembra di aver capito che le giostre sono chiuse, è rimasto aperto solo il baretto, il che è un peccato perché c'era anche quella che fece il giro delle morte, ma giostre grandi, non cavolate, cioè una roba, veramente un Luna Park incredibile. Ci siamo qua tipo a 3-4 km, io direi però di trovare l'area camper qua e visitiamo in bici queste grotte e trincee del Piave. Grotta Tavaran Grando. Come città cadono sotto parrocchia Santa Croce. Anzi, no, Italia, ho detto una cacchiata. Guarda qua, le grotte sono dall'altra parte del fiume e io sono dall'altra sponda, cioè non in senso sessuale, continuo a essere etero, ma sono dall'altra sponda del fiume e quindi non posso arrivarci in bici, che peccato, e non vedo ponti qua nelle vicinanze, no, decisamente no. Vabbè dai, Singano, andiamo a vedere sta area camper. A guardare su Google Maps, area sosta camper Le Grave a Falzè di Piave, no? Mi sembra molto carino sull'erba in riva al fiume Piave. Però se a pagamento Italia, finché non divento un milionario, anche no? Quindi andiamo nell'altra, a Valdobbiadene.
Valdobbiadene e dopo da lì facciamo tutti i percorsi. Anzi no, visto che questo sia dalla mia sponda, vediamo di arrivare all'Isola dei Morti, che è un posto che mi ero prepuntinato, ossia assegnato da visitare. Anzi no, scusa un attimo, ritiro tutto, andiamo all'area camper di Valdobbiadene, lasciamo giù la casa e facciamo tutto in bici, tutto quanto, perché poi ho tanta altra roba da vedere. Pensa che allora Marco si è proposto, ha detto ragazzi questo forse è l'ultimo weekend che ci lasciano liberi, avete pensato a dove andiamo, no? E allora me ne sono uscito io col discorso della bici di Valdobbiadene e gli tocca venire. Gli altri hanno fatto finta di niente, tutti quanti bicicletta, muoversi, deserto, il silenzio proprio. E questa, anche questa ce la pinciamo in bici, fontane bianche tra l'altro, anche quello era da fare in bici. Vedi l'Italia, se vuoi fare veramente il viaggiatore, ossia colui che esplora e conosce i posti, dove vai senza bici? Sono arrivato. Italia, quello che non sai, quello che non sei. Ah no, era una canzone. C'è sto camper e sta roulotte che sono sempre qua. Da sperare che siano dei full timer e non dei singani. Per carità, anche i singani sono full timer, però comunque guarda cosa ho scoperto, guarda cosa ho scoperto. Allora qui vedi c'è la colonnina, no? Tutto gratuito, ma guarda, Italia, capisci? Non devo neanche svangarmi le balle e andare nel carico e scarico, bellissimo l'acqua qua. Tutto ciò fa molto stanziale. Eccolo. Vai Figari!